Va ora in onda Cosa si mangia oggi? Appuntamento giornaliero con la buona cucina, con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio. Cari amiche e cari amici, eccoci qui anche oggi con la ricetta del giorno. Io ve lo dico subito prima di salutare Armando, ve lo dico, perché potete non solo sentirci, ma anche vederci. Basta che andate sul vostro tablet, sulla vostra cellulare, sul vostro televisore, se è collegato a un computer, potete entrare Veneto Globe, entrate nella pagina di Veneto Globe e potete vedere in live direttamente quello che noi stiamo trasmettendo. Caro Bruno, se fa confidenza. Armando, siete qua anche a te. Ciao. Ah, che piacere sentirti anche oggi. Senti, se fa confidenza. Se fa confidenza e poi vedere tanti altri programmi interessanti. Bravo. E te giornali, non so tutte che bei robe che te fa. Guarda, e tutte Veneto robe, Globe. ecco, Veneto quindi Globe. questo è importante ricordarlo. Di tutto e di più. Sì, perché se si smentica delle volte, mi capisco. Sì, e ora sì, no, è vero. saremo anche appesanti a Ma dirlo, sai, però è giusto che... Siamo abituati oggi ad andare a attaccare il televisore, sentire le notizie brutte, invece se basta fare uno sforzo e noi diremo solo quei bei. Solo quei bei. Ecco, quindi, e difatti oggi diamo una ricetta straordinaria. Cari amiche, eccoci qua anche questa mattina e quindi la ricetta di oggi è il radicchio rosso di Treviso in una fonduta. Restando sempre in tema del fiore di Treviso, del fiore della tavola. Rosso che si mangia, il fiore della tavola. Che trasmette il massimo allegria a tutto. E poi forza, potenza. Ti pensa in quanti modi che si fa sto radicio rosso di Treviso, ti ricorda quel volume che ho fatto? Ieri abbiamo parlato degli arabi, che arriva in giornata che arriva agli arabi. Quindi pensa gli altri li freghiamo perché lo avevamo a mezzogiorno, noi alla sera. Bravo. E quindi questi ingredienti sono... per 4 persone il radicchio rosso di Treviso in fonduta. In fonduta, bellissima la fonduta, buonissima. E dai che buona che è questa qua. Semplice anche questa qua, vedi tu che vado matto a tirare fuori queste ricette così con pochi ingredienti semplici che non ti dico. 4 cespi di radicchio rosso di Treviso e ovviamente il formaggio per fare la fonduta, sale. Questi sono praticamente semplici questi ingredienti. La fontina valdostana. Sì. Bravo, sì. Ma ti interrompo, non c'entra niente con questa ricetta qua. No, dimmi. Ma le valdostane, le bistecche, con dentro la fontina. Certo. Una valdostana buonissima che viene chiusa, con dentro il formaggio e poi viene rosolato. Ma la raccontiamo un altro giorno sta qua, che stiamo soltanto fare la colina in bocca oggi. Bene, difatti è buona questa qua, è buona. Mia, ma la facevo io in cucina. Immagino. Ecco, per la fonduta ovviamente bisogna avere questo formaggio che avevo detto, che è della fontina d'Aosta e quindi... Cosa si fa? Si ottaggia tutto a piccoli pezzettini, si mette dentro su una piccola casseruola capace e si mette dentro, si versa dentro un quarto tra latte e panna mescolata, un pizzichetto di sale, proprio se ti vuole essere generoso, devi anche un fiato di pepe dentro, no? Beh sì, ecco. Perché che vuole sempre il pepe. E dopo qua è importante per fare questa fonduta, che sto tegamino te lo metti dentro su un'altra pentolina che vada dentro e immersa nell'acqua sta pentolina. Che lo mantiene. Ecco, lo mantiene. Là si versa il forneo, si asa a fuoco dolce, che vada pian che si squama, ogni tanto che dà una girata, una mescoiata, che gli aiuti a squamarsi. A un certo momento vede che si ha portato tutto quasi liquido, a una densità molto bella. Se si massa denso basta soltare un altro giossetto di latte. Dopo cosa fece? Per sto radicchio rosso di Treviso e ovviamente lo lavé, lo spuntate dalla cima e dalla radice, lo tagliate sempre nel senso della lunghezza e in 4 parti. Dopodiché lo mettete su una bella coppa, così lo lavé, lo sughi bene, nella bella coppa così lo portate davanti ai commensali e cosa fate? E lì questa coppa
di radicio, bea, così che lei un sorriso per tutta la tavola che sta a guardare che non vedeva mangiare. In altro contenitore una bea ciotola di sta fonduta. Magari se aveva una candela che a pique, con lumin, di tenerla in calda così, è il massimo. Ne può andare al mercato, le trova sì, quei recipienti per la fonduta. Benissimo, e la cosa che fa? Il fatto che c'è un spicchio di questo fiore rosso di Treviso, immergerlo in questa fonduta e degustarlo e mangiarlo. Che cosa è meraviglioso. Tu visto quanto semplice che sei a farla. Ma sì. Ma pensa cara amica, io dico cara amica perché sei lì che ci ascolti mentre sfornelli. Pensa che semplice questo e che gusto avrà. Certo. Io conosco molto bene la Fontina perché sono stato in Piemonte 15 anni. Certo. Conosco la Fontina, conosco la cucina piemontese, anche vercellese. Se parlassimo un po' della cucina vercellese un giorno. Ma anche si può fare, Il riso coi fagioli. Il riso coi fagioli, come si chiamava? Io conterei, perché abbiamo spazio adesso, ma non è spazio. Ma non oggi, è poco spazio. Però dico una cosa semplice così, il radicchio rosso di Treviso, che è il fiore delle nostre ma vedi in quanti sistemi che si può fare. A parte che si può fare in tantissimi quelle 617 ricette che io ho fatto quel volume anni addietro, ne è ancora testimone nelle librerie. Vogliamo ricordarlo? Ci sono 4 i libri che hai scritto di poesie e di cucina. 4, 5, 6. 6. Io sono rimasto. E ti si resta in Rio poi. Sono restato in Rio. Sai perché? Perché sei troppo impegnato sempre in questa radio qua e quindi devi sfogliare qualche volta questi volumi di cucina che escono. Che lesesse un po' cancamire, che restare così ignorante e non capire niente cucina. Anzi, io vedo sempre più, facendo questa, l'ho notato, caro Bruno, facendo questa trasmissione con te, l'ho notato che sempre più ti appassiona la cucina. Sto scoprendo sempre Armando, più in te di questa cosa. Io non te l'ho mai detto, ma io ho avuto poco, non ho la tua esperienza, non sono niente, ma ho avuto 2 anni in un ristorante. Non te l'ho mai contato, però. Sì, lo contano una volta. Racconterò un giorno. Va bene, ma potremmo dirlo anche agli amici, no. No, non io dicevo perché se no mi dici dai fa da bagnare e li impegna. Si potrebbe impegnarsi una volta a Mieti. Mi piace, te l'ho detto un giorno, non te l'ho detto, che mi piace fare le paste e saltare. Bene, allora ti faccio vivere delle emozioni. Benissimo. Perché anche quella è un'emozione e ci possono fare diverse diversità anche nelle paste e avere anche un modo di come girarla e come saltarla. Personale. Okay. Sì. E anche a proposito, mi fa venire in mente adesso, pensa ti fanno una bella fortaglia qua a pasta. Guarda, io pensavo la stessa roba, ma allora dovremmo salutare i nostri ascoltatori. Ti saluto. Ciao a tutti. Buon appetito. E a domani per la ricetta di domani. Ciao, buon appetito. Avete ascoltato Cosa si mangia oggi? Con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Appuntamento a domani.